Non era partita la registrazione. Benissimo. Dai. Che diamine. Quale diamine? Mamma mia. Calma. Occhio. Che cos'è questa libertà? Fuori gioco. Qualcosa. Ah, sì, gli ha strappato la maglietta da dosso. Vabbè. Bravo anche sa. Bravo Rachmani. Dai. Voglio tosti, vi voglio. Che cos'è questa superiorità numerica? Aiuto! Bunny, mamma mia, Meret. Vai, Lukaku, buona. Vai. Com'è forte Leoni, com'è forte il Leoni. Bravo Raspa. Metti un bel pallone, è un bel pallone. Bravo McTominay. Rachmani, non indietreggiare troppo. Meret. Signori. Non scrivo niente. Non c'è niente da scrivere. Sì, McTominay, sì, provaci. Gilmour, stai attento con queste braccia, dai. Ha segnato a Roma. Non lo so se vi interessa, però io un occhio lo devo tenere per forza. Mancini, Gianluca Mancini. La cura con Seisao. Bella palla Raspa, mamma mia. Il contagini, vai Politano, vai Matteo, bravo Matteo. Gilmour. Ma che significa? Ha segnato il Cagliari. Questo ci interessa un pochino di più, ma non cambia niente. Brutta palla di Lorenzo, brutta. Non fa niente. Dov'eri? Non lo chiama. Salvate la maglietta, guarda, ti devi ammonire a conto. Guarda un po'. Fai anche sa che io ti ho fatto segnare. Politano, tu non ti importa. Politano, non ti importa. La prende col gomito in caduta. Poi fatene quello che volete. Ma il gomito è naturale nella caduta. Quindi io non mi lamento. Devi tirare in porta. Figurati. Non c'era proprio da pensarci proprio. Bravo anche sa. La signora Fiorentina. Parisi. Bonni. Vai. Raspa! Bravo! Vai Politano, mi mette una foglia morta. È morta la foglia! Gilmour! Mamma mia, Bonni è fortissimo, ragazzi. È stato espulso Gimenez del Milan, ma veramente facile. No, ma dobbiamo concentrarci, ma che scherziamo. Bravo Rachmani, proprio nella rifinitura. Mamma mia, sono 3 partite che diciamo la stessa cosa. Bravo Lukaku! Il tunnel. Bravi, niente, non è successo niente. Assolutamente niente. McTominay. Spina, sta palla un po' alla cieca. Gilmour, devi stare attento però. No, Politano. C'era Di Lorenzo che aveva fatto il taglio. No. Mamma mia, Meret. Questa credo che prendeva la traversa e la spaccava. Meret. Però un'altra volta, Polità, che l'hai fatto crossare con una tranquillità incredibile. Dobbiamo accorciare! Ha segnato il Como, ma ha segnato anche il Monza. Parma è ampiamente salvo. Non significa niente, lo volete capire? Si sono sbloccate praticamente tutte le gare tranne le nostre. Va bene. Bravo chissà. Mamma mia che hai combinato il palo! Non è finito, però che aveva combinato. Bravo Spina. Mettito il pallone Miez. Esatto. Voi lo sapete chi ha segnato nella simulazione, l'avete vista, no? Quindi siete sorpresi? Il palo interno che non va in porta, Bravo Lukaku, mamma mia, mentre ti spingeva e ti tirava. Bello alto dovere, vicino a Kivu, vicino a Di Lorenzo, proprio alto. Cioè mi hanno ammonito Estevez che sta in panchina. È qualcosa di senza precedenti. Vai Spina! Tirate. Gilmour, non mi stai convincendo proprio. Non mi stai convincendo oggi. Bravo Scotti. Polità. Bravo Rachmani. Il Joao Felix. Non ci interessa. Non segnano tutti, anche le squadre in 10 uomini. Penso ci sia un problema di ritmo, di metronomo. Senza Lobotka sento la difficoltà di creare quel ritmo, la frequenza degli attacchi, dei passaggi. Fallo di mano. Oddio, non lo vedo il fallo di mano, non lo vedo. Lo dico e non lo vedo.
Non l'ho visto. Bravo Di Lorenzo. Spinazzola, dove vai? Dritto per dritto, madonna. Bravo Raccomani. Mannaggia miseria. 2-0 il Cagliari. Vai, vai, niente proprio. Gioca. No, non è possibile. Non c'era niente proprio. Dimmi dove sta questo fallo. Ditemi dove sta questo fallo. No, voglio comunque schifezza, eh. Cioè, se McTominay non mette dentro questa palla, meno male che... Mamma mia. Bruttino. Tutto bruttino, direi. Bonni, Politano centrale, Bonni, Somma, Anghissà il palo, McTominay quel tiro addosso che non vale. Bruttino. Serve più ritmo, serve più velocità, serve più convinzione, serve di più. Che hai detto? Cosa? Preoccupazione, ok. No, perché non avevo capito. Dai! Bissecca segnato dagli spogliatoi. Vabbè, è che di cosa vogliamo parlare? Non possiamo parlare proprio di niente. Un sinistro sotto la sembrava Benzema. Somma! Meret! Allora, a parte che Som mi piace moltissimo, e ve l'ho detto più volte che mi piace proprio assai. Maronna mia. Non ci siamo. Non ci siamo. È venuta un po' di cacchetta e... non ci siamo. Spina, dove sei andato? Hai lasciato la palla là e sei andato a morire nel cuore degli elefanti del cimitero? No, ma deve entrare Neres, ma prima di subito. Ma non scherziamo. Non vedo proprio sbocchi. No, Politano, no. Bravo Lukaku, vai Raspadori, tira in bomba perché nessuno vuole tirare in porta! Politano, no! Vabbè. Mi sembrava un cross sbagliato e quello là mi ha messo... No, voglio avere un cross che non... Solo così, serve una folata, una cosa improvvisa. Dai Gilmour, sveglia! Si vede che McTominay sta a tre quarti, eh? Non c'ha proprio quella spinta oggi. Io questa cosa qua la contesto a Conte. Perché che significa gioca anche zoppo? No, è uno in meno. Poi arriva la palla vagante, la butta dentro lui e ha ragione Gol. Ma arriva questa palla vagante. Cazzo, ma Olivera, ma proprio la paura. Io vedo proprio la paura di giocare a calcio. Signori, da quando Leoni si è buttato a terra saranno passati 8 minuti e non lo facciamo. Mamma mia, Olivera. Mamma mia, voglio che depressione. Bravo Anghissà, un po' di iniziativa ho visto. Vai, bravo Luca, Raspado. Io poi quelli che si sono lamentati della prestazione col Genoa, onestamente abbiamo giocato molto meglio col Genoa, creato più presupposti rispetto a stasera. Onestamente. Gli ha alzato proprio il piede sul ginocchio di proposito. Brutto. Dai David, ti prego. Vai. Oh, brutto fallo su McTominay. Brutto fallo. Bella punizione. Chi cacchio la tira che ha appena tolto Raspadori? Comunque stava in porta, eh. Maronna mia, chi tira? McTominay. No, vabbè, l'ha parata sulla traversa. No. Boh, dopo un palo, una traversa che era un cross e un'altra traversa che doveva finire all'incrocio, lo possiamo fare un gol? Lo stiamo legittimando il gol adesso, dai. Signori, ma veramente l'abbiamo tirato contro questo calcio di punizione! No, non ci posso credere! Facciamo ridere i polli! No, se ho appena detto, no, tre pali, 3 legni, te lo meriti. Batti così questo calcio di punizione, non ti meriti niente! Ma di che stiamo parlando? Ha segnato la Lazio! Signori, ha segnato la Lazio, lo vedo! Non l'hanno detto! Non è vero! Lo porta Sofascore, non lo porta nessuno più! Voi non mi crederete, quindi faccio gli screenshot. Pedro! È uscito scritto, Pedro! E vi buttate a terra con questi crampi! Il calcio di punizione di McTominay andava nel 7. Sorry. I'm very sorry. Bernabé, guarda linee che non ci fanno battere i falli laterali che ci fermano. Roba incredibile. Ha segnato all'Inter, non ci mettete la speranza. Dumfries, alluato pure a Lukaku. Vabbè. Le sostituzioni che sono durate una quindicina di minuti scarsi. Mazzocchi, sta arrivando lui, l'eroe deve essere Mazzocchi. Vai Belling, ma perché sei così alto e non ci arrivi? No, c'è un rigore per la Lazio. Io non ce la posso.
Ha segnato la Lazio. Ha segnato la Lazio. È arrivata la notizia dopo un po' di... Calma. Che sta succedendo? La Muresca, levate le mani da dosso a Oriali. C'è qualcosa che Olivera sta cercando di segnalare? Chi ha espulso? Quando Doveri si trova davanti a Oriali dice no, a te no. Guagliù, che macello. Ci doveva essere l'espulsione di Conte, che salta alla prossima. E a shoot sta palla. Neres, devi stare attento e più sveglio. Giallo per Mazzocchi. Juric sta prendendo a gomitate chiunque. Dai Simeone! Madonna mia! Gong! Neres! Dai! Rigore! Aiuto! Parlatene. Parlate di non c'è acqua, ma quello là di pass gli va proprio dentro all'inguine, non scherziamo proprio. Dai, entra proprio. Non si ferma, non è che quel fatto che si ferma e quindi l'ostruzione comunque ma gli entra proprio, non scherziamo. E quanto tempo? Ma che cosa c'è da controllare? Fatemi capire. No, spiegatemi che cosa volete controllare. Vi state sentendo con gli alti canali, dice ma qua l'abbiamo dato, quello simile. Spiegatemi. Nel frattempo ha segnato l'Inter sul fuorigioco, aiuto! No, vabbè, no, dai, ma che campionato è? Dai, ma che campionato è? Ma che cosa state controllando da 3 ore? No, vabbè. Siete tornati indietro di una quarantina di minuti per cercare qualcosina. Siete una vergogna umana. Mamma mia, che vergogna. Quello era lui in possesso di palla, ma io non ci posso pensare. Ma dove sta questo fallo? Ma dove l'avete visto? Ma veramente, quello è lui in possesso di palla. Quello si mette davanti, aiutatemi. La Lazio il pareggio se l'è andato a prendere. Neres. Billing, sei lungo, diciamo. Sei molto lungo. Sei lungo. Io devo andare live. Se siamo andati live un po' in ritardo, mi dovete perdonare. È finita. Siamo ancora primi in classifica. Di conseguenza possono arrivare 3500 like. Madonna mia, come si fa?